Lo spirito di accoglienza guida il servizio dell'Istituto Sorelle Berisso di Casalza Ligure, che, con le sezioni del nido primavera e materna, ospita i bambini dal primo al quinto anno di età. Far sentire i bambini a casa per permettere loro di trascorrere giornate piacevoli e stimolare il loro apprendimento. Considerato che i bimbi da noi entrano alle 7 del mattino e vanno via alle 5 del pomeriggio, la cosa principale è l'accoglienza. Devono sentirsi accolti, sentirsi rispettati, vedere dei volti sorridenti. Comunque l'accoglienza comprende anche questo e non devono essere soprattutto sentirsi giudicati né loro né le famiglie. Miriamo noi soprattutto alla centralità della persona, del bambino, a 360 gradi. Quindi noi siamo anche disposti da sempre, da diversi anni, ad accogliere i bambini che hanno bisogno di attenzioni speciali, e oltre a quelli che vengono considerati tra virgolette bambini tranquillissimi e normali. Accoglienza che si esprime anche a livello dei servizi offerti dalla scuola. Un orario abbastanza flessibile, con possibilità di prescuola per venire incontro alle necessità dei genitori, un'attenzione all'alimentazione e al riposo dei ragazzi. La formazione che l'istituto offre non si esaurisce con gli scolari, ma si estende alle famiglie e al personale docente. Vengono delle pedagogiste esterne che hanno, per esempio, propongono ai genitori come sportello pedagogico per sostegno alle famiglie. Abbiamo noi come scelta, come corpo docenti, facciamo mensilmente un incontro con una pedagogista psicologa che aiuta, fa una supervisione sul nostro lavoro, perché crediamo che in questo lavoro, oltre alla passione, ci deve essere sempre un rincorrere qualcosa. Non possiamo mai dire di va bene così, si è sempre fatto così, oppure siamo già arrivate. Vogliamo migliorarci sempre di più per dare un servizio migliore alle famiglie, perché la società è cambiata e di conseguenza questi bambini hanno troppi e tanti stimoli.